non so bene neanche dove mettere l'accento quando pronuncio Mandrolisai, però il territorio è magnifico per l'altitudine, è magnifico per la particolarità, insomma, dei terreni, per il fatto di aver saputo conservare dei vigneti vecchi, perché siamo in mezzo alla Sardegna, che è un po' essere in mezzo al Mediterraneo. Spero di riuscire a visitare questo campo di menhir, immagino che ci sia un'energia straordinaria e quell'energia bisogna ritrovarla, quell'energia bisogna veicolarla, occorre partecipazione, occorre mettere assieme persone, desideri, impulsi, energie diverse. Ho visto dei giovani impegnarsi in questa impresa, è la cosa più bella, aver trovato dei ragazzi che stanno lavorando da volontari per dare un'opportunità a questa terra, un'opportunità in più, ed è un'opportunità che deve passare certamente dal vino. Sul vino penso che sia molto importante, ad esempio, isolare e valorizzare ogni singola varietà, ogni singola vecchia vigna. Bisogna creare interesse attraverso più forme, no? Prodotte da questo terreno. Non basta un buon lavoro di un singolo produttore, servono più voci, quindi serve un impegno molteplice, non singolare.